Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciasse. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei figlio di Dio». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. L'unità dei cristiani. Miei cari fratelli e sorelle in Cristo, si racconta la storia del conflitto tra un gallo e coccodrillo. Se hai già presentato questa storia, perdonami. Entrambi hanno vissuto a lungo nella stessa zona. L'unica differenza era che il gallo viveva nel villaggio, mentre il coccodrillo viveva nel fiume e vicino. All'improvviso, quando il gallo maturò e crebbe, iniziò a cantare molto vicino alla riva del fiume dove viveva il coccodrillo. Ogni nuovo giorno poteva alzarsi e alzare la voce sulle rive del fiume dicendo: «Il coccodrillo è il mio parente, infatti è mio zio». Lo fece ripetutamente per giorni finché il coccodrillo non si infuriò e cominciò a discutere, cercando di capire cosa intendesse dire il gallo. Era profondamente turbato e non vedeva l'ora di capire il vero significato di ciò che aveva detto il gallo. Era convinto di vivere nel fiume, mentre il gallo era addomesticato ed era sotto la custodia di uno degli abitanti del villaggio. Col passare del tempo, il coccodrillo decise di denunciare il gallo al tribunale locale. Ha registrato il suo dispiacere e il suo disagio. In breve, il giudice li convocò per ascoltare il loro caso. Il coccodrillo era il querelante e il gallo in quel caso era imputato. Quindi il giudice chiese al coccodrillo quale fosse la sua lamentela.
spiegò di cosa il Gallo si vantava e cantava con orgoglio ogni mattina e sera. Io essere un parente e probabilmente suo zio. Com'è possibile? Quando arrivò il turno del Gallo di spiegare il motivo di tutte le sue affermazioni, disse: mio Signore, quello che ho detto è vero, e di che il coccodrillo dovrebbe essere mio parente, anzi mio zio, perché ho notato che tutti i coccodrilli nascono dalle uova, e mentre anche tutte le galline, come me, nascono dalle uova. Allora, mio Signore, quale crimine ho commesso? In che modo l'ho offeso? Per favore, Maestà, dimmelo. Il giudice rimase in silenzio per un po' e alla fine alzò la testa e disse in dichiarazione che non c'era alcuna distinzione tra loro. Quindi dovrebbero semplicemente tornare al loro villaggio e continuare a vivere nell'amore, nell'unità e nella pace. Miei cari fratelli e sorelle, ora che ancora una volta nuova stiamo entrando in una settimana attesa di preghiera per l'unità, cosa dobbiamo imparare dalla storia che ho appena condiviso con voi? Ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. Rivolgiamo la nostra supplica, Padre, perché tutti i credenti in Cristo, superando nell'amore ogni divisione, siano nel mondo seme di unità e di pace. Diciamo tutti insieme: rinnova il nostro cuore, o Padre. Rinnova il nostro cuore, o Padre. Volgi il tuo sguardo misterioso sulla Chiesa, madre che soffre per le divisioni dei suoi figli. Fa che crescano nell'amore di Cristo e procedano insieme verso la piena unità. Noi ti preghiamo. Rinnova il nostro cuore, o Padre. Aiutaci a essere autentici discepoli del tuo Figlio, mite e umile di cuore. Fa che superiamo ciò che ci divide e ci impegniamo ad aprire nuove vie di dialogo tra i popoli e tra le chiese. Noi ti preghiamo. Rinnova il nostro cuore, o Padre. Sostienici nel soccorrere e confortare le sorelle e i fratelli piegati nel corpo e nello spirito. Fa che siamo gli strumenti della tua provvidenza e nessuno si senta solo e abbandonato. Noi ti preghiamo. Rinnova il nostro cuore, o Padre. Risveglia in noi tutti il senso del rispetto per la natura. Fa che lavoriamo insieme alla sua salvaguardia
e condividiamo da fratelli i frutti della terra. Noi ti preghiamo. Rinnova il nostro cuore, o Padre. Rendici concordi come gli apostoli attorno a Maria, orante nel cenacolo all'inizio della Chiesa. Fa che diveniamo promotori di unità in ogni ambiente, a cominciare dalle nostre famiglie. Noi ti preghiamo. Rinnova il nostro cuore, o Padre. O Gesù, nostro amore, nostro tutto, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato. Essere un cuore solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso di noi il tuo sogno di unità per la Chiesa e il mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pagina 118. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Nato i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui ci hai portato alla conoscenza della tua verità, affinché formassimo la Chiesa a suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo.
Per mezzo di Lui a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carissimi e artefice di unità nell'amore, e dimora nei tuoi figli di adozione e riempire e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo e santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore.
fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo i pani della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo. In unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Francesco e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e scuri da ogni turbamento, nell'attesa che scompia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore nostro, prendi partecipare alla tua messa,
Pagina 120. O Gesù, tu sei il pane senza te la fame, pane di cielo vero, vieni in me, Signore. O Gesù, sei la fonte, senza te la sete, fonte di viva grazia, vieni in me, Signore. O Gesù, tu sei la manna senza te il deserto, manna robusto cibo, vieni in me, Signore. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. E il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Pagina 57, cantiamo la seconda e la terza strofa.
sia lodato Gesù Cristo. Le letture parlano della famiglia e ci riferiscono il pensiero di Dio riguardo alla famiglia, cioè ci dicono come Dio ha pensato la famiglia per il bene nostro, evidentemente. A prima vista, le parole di Gesù riguardo alla famiglia sembrano intransigenti, ma in verità sono una decisa difesa della dignità della vita umana che passa attraverso il dono autentico, dono autentico, ripeto, di un padre e di una madre. Maria Teresa giustamente diceva: il dono più grande che un padre possa fare ai propri figli è amare la loro mamma. E il dono più grande che una mamma possa fare ai propri figli è amare il loro padre. E i fatti lo confermano continuamente e pienamente. La Madonna, in tempi abbastanza recenti, ce l'ha ricordato con un miracolo. Dal 29 agosto al 1 settembre 1953, a Siracusa, da una immagine della Madonna uscirono lacrime umane abbondanti. Il prodigio è sicuro. Le lacrime furono analizzate dal dottor Michele Cassola, che era ateo, e risultarono lacrime umane perfette. Il medico, prima di morire, disse, piangendo: le lacrime della Madonna hanno vinto il mio ateismo. Chiediamoci: Madonnina, ma perché hai pianto? Nel 1954 Pio XII disse: comprenderanno gli uomini il messaggio delle lacrime? Allora non era facile capirlo, ma oggi sì. Nel 1997, infatti, Giovanni Paolo II, all'incontro mondiale delle famiglie a Rio de Janeiro, dichiarò: i nemici di Dio, più che attaccare frontalmente Dio, oggi preferiscono colpirlo nelle sue opere. E l'opera più bella e più preziosa di Dio è la famiglia, che è uno specchio di Dio amore. E oggi la famiglia, concluse Giovanni Paolo II, è combattuta. Nel 2010 Papa Benedetto XVI aggiunge: il grande peccato dell'uomo d'oggi è il peccato contro Dio creatore, cioè contro l'umanità così come Dio l'ha pensata e voluta, formata dalla famiglia, unita e fedele e aperta alla vita. E il 1 ottobre 2016 Papa Francesco in Georgia esclamò: oggi è in atto una guerra mondiale contro il matrimonio e contro la famiglia. Ecco allora appare chiaro il perché del pianto della Madonna a Siracusa. Maria ci ha avvertito in tempo di quello che sta accadendo oggi. E quali sono le conseguenze della guerra contro la famiglia? Ascoltatemi, lascio parlare alcuni fatti. Quando ero cappellano al carcere di Regina Coeli, ho conosciuto la storia di Agostino Cipriano. Era un ragazzo che era stato abbandonato dai genitori e accolto in un orfanotrofio ad Arese, in provincia di Milano. Nel luglio del 1968 Agostino prese il motorino e andò a schiantarsi contro un camion e morì sul colpo. Aveva appena 16 anni. Non si riusciva a capire il perché di questo gesto, ma nella sua scrivania venne trovato un piccolo diario nel quale c'era anche questa preghiera. Diceva così: Signore, io non sono capace di pregare, mai nessuno me l'ha insegnato. Ma attenti, era dei salesiani, gliel'avevano insegnato. Però pensate, quando un ragazzo è stato rifiutato dal padre, come fa a chiamare Dio Padre nostro? Appena sente la parola Padre, riemerge una ferita nel cuore. Sentite ancora. Continua Agostino: Signore, anche adesso io non so cosa dirti, ma tu esisti. Se esisti, perché non ti fai vedere da me? Forse pretendo troppo. Le vette, il mare, i fiori e tutto il creato parlano di te, così mi dicono, ma io non sono capace di scoprirti. Ancora una volta, sono comprensibili queste parole di Agostino, perché quando il cuore è ferito
l'occhio vede tutto in maniera distorta. La preghiera di Agostino continua e dice così: dicono anche che l'amore sia una prova della tua esistenza, perché ho sentito dire che tu sei amore. Forse è per questo che io non ti ho mai incontrato. Io non sono mai stato amato, in modo da sentire la tua presenza. E conclude questo ragazzo: Signore, fammi incontrare un amore che mi porti a te. Un amore sincero, disinteressato, fedele, generoso, che sia un poco l'immagine tua. Qui finisce la preghiera. Ma queste parole sono una invocazione accorata del dono di una famiglia che non aveva ricevuto. Vogliamo moltiplicare questa sofferenza? Vogliamo moltiplicare i figli così? Riflettiamo bene. Vi confido un altro caso che grida l'importanza della famiglia. È una preghiera che ha composto un giovane di nome Sergio nel carcere di Regina Coeli. Aveva appena 23 anni. La vigilia del Natale dell'anno 1970 mi consegnò un foglio sul quale aveva scritto: si avvicina il Natale e io soffro. Il Natale è la festa della famiglia e mi ricorda che io non ho avuto una famiglia. Io sono figlio di una prostituta e non conosco mio padre. Signore, a volte dubito anche di te, dubito del cielo, di tutto. Mi dà fastidio sperare, perché mi sembra un atto vile e indegno dell'ingiustizia che sto soffrendo. Talvolta urlo e invoco ciò che la vita mi ha tolto violentemente e vorrei come un pazzo correre per le strade, almeno per vedere le mamme. Vorrei incantarmi guardandole mentre baciano i loro figli e poi guardare i figli per immaginare cosa provano in quei beati momenti che per me non sono mai esistiti e non esisteranno mai. Ho bisogno di una mamma, di una carezza, di una dolce voce che mi chiami figlio. Oh Signore, ascolta il mio pianto. Tu hai avuto una mamma fatta su misura per te, una mamma meravigliosa. A me bastava una qualsiasi, modesta, povera, semplice, ma per me no, neanche così. Mamma, mamma del Signore, mi vuoi bene almeno tu, anche se sono un pezzente, anche se sono un carcerato. Mamma di Gesù, se dici di sì, se mi vuoi bene, baciami questa sera, quando mi addormenterò, e portami in cielo con te. Fallo tranquillamente, non danneggerai nessuno, perché io sono solo. Non lascio nessuno e nessuno piangerà. Perché, attenti bene, perché io non esisto. Ecco la conseguenza di una famiglia mancata, la conseguenza di una famiglia negata ad un figlio. Che responsabilità si assumono coloro che combattono la famiglia e che generazioni di giovani avremo domani. Un'ultima testimonianza è quella di Jacques Fesch, un giovane parigino, ghigliottinato il 1° ottobre del 1957 all'età di 27 anni. In questo caso la famiglia c'era, ma non era famiglia. Ascoltate e capirete perché. In carcere, nel diario, scrisse: ciò che soprattutto io credo mi ha incatenato a un certo modo di vedere le cose è l'educazione che ho ricevuto in famiglia. Non penso di dare prova di indiscrezione svelando quanto è stato gridato ai 4 venti, e cioè che i miei genitori non andavano d'accordo. Ne risultava un ambiente familiare detestabile, fatto di urla nei momenti cruciali e di disagio e di durezza dopo le crisi. Niente rispetto, niente amore. Mio padre, un uomo a suo modo incantevole per gli estranei, aveva di fatto però uno spirito sarcastico, orgoglioso e cinico. Ateo all'estremo, nonostante il suo successo professionale, provava disgusto per una vita che non gli aveva procurato che disinganni e delusioni, diceva lui. Fin dalla più giovane età io mi sono nutrito delle sue massime, né potevo di certo fare altrimenti. Mi diceva sempre: dopo la morte non c'è niente, Jacques. Lo scopo della vita è divertirsi più che si può.
E io, per divertirmi, volevo fare il giro del mondo con uno yacht. Ma occorrevano tanti soldi e per averli ho tentato una rapina, ma è fallita e scappando ho sparato ad un poliziotto che è morto. In Francia era prevista la condanna a morte. Sto aspettando il giorno terribile dell'esecuzione. Mi bastava un ideale che desse senso alla mia vita e non sarei mai diventato un assassino. Queste parole mi fanno veramente commuovere. Mi bastava un ideale che desse senso alla mia vita e non sarei mai diventato un assassino. Alle spalle di questa tragedia c'è ancora una volta una famiglia mancata. Cari genitori, sentite la vostra grande responsabilità. Vivetela intensamente. Voi siete per i figli la prima fondamentale segnaletica per la loro vita. Gesù ce l'ha ricordato. Non manchi la vostra risposta, che oggi è drammaticamente urgente. Non manchi la vostra risposta. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario con i fedeli che sono qui presenti, ma in unità di cuore anche con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutte quelle persone che portiamo nel cuore. E invochiamo Maria in questo Santo Rosario con un titolo bellissimo, Maria che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della luce, i misteri luminosi del Santo Rosario. Primo mistero della luce, Gesù è battezzato da Giovanni. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo battesimo nel Giordano. Donaci per intercessione di Maria di vivere da figli della luce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della luce. Gesù si rivela alle nozze di Cana. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo intervento a Cana. Donaci, per intercessione di Maria, di dissetarci alle fonti della grazia. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero della luce, Gesù annuncia il regno di Dio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua predicazione. Donaci, per intercessione di Maria, di convertirci al tuo Vangelo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura sul monte. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua trasfigurazione. Donaci, per intercessione di Maria, di camminare alla luce del tuo volto. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero dell'ultima cena. Donaci, per intercessione di Maria, di partecipare con frutto alla messa eucaristica. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te gloriamo noi tuoi figli di Eva, A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa vale di lacrime. orso dunque avvocata nostra, rivolgi a noi quella che tu è misericordioso. E mostraci dopo per sensibile Gesù, Il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto,
Madre, le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù aveva da poco terminato, una catechesi con il popolo e si allontanò da quella gente che malata si era presentata a lui e avevano ottenuto la guarigione. E si incammina verso la casa di Pietro. Lungo il tragitto, gli accompagnatori gli riferiscono che la suocera di Pietro è a letto con febbre alta. Perché questi accompagnatori riferiscono questo particolare a Gesù? Forse per spingerlo alla guarigione della suocera, forse per rispetto di Pietro, a cui era molto legato e viveva nella casa della suocera, o forse perché, essendo malata, ed essendo orario di pranzo, essendo a letto non poteva cucinare e loro sarebbero rimasti a digiuno. È una mia interpretazione anche scherzosa, però ricordiamoci che tutti noi uomini mortali abbiamo un corpo e il corpo ha le sue esigenze. Trascurare le esigenze del corpo non è volontà di Dio, dobbiamo saperlo mantenere in vita. E questa è stata
la impostazione che Padre Pio ha avuto con tutti i suoi collaboratori e coloro che lo seguivano nella spiritualità. Gesù entra nella casa di Pietro e prende per la mano la suocera e la fa alzare e la suocera si guarisce. È un gesto di sempre di Gesù. Poteva anche dire alzati e sii guarita. No, l'aiuta ad alzarsi. Gesù ripete sempre questo gesto quando compie i grandi prodigi. A Pietro che stava affogando e chiede aiuto, Gesù gli stende la mano e lo salva prendendolo, tirandolo con la mano. Quando Pietro si trova davanti al Tempio e il paralitico gli chiede l'offerta, Pietro dice: non ho né oro né argento, ma poi stende la mano, prende il paralitico per mano e lo aiuta ad alzarsi in piedi e si guarisce. Cioè è il tocco, è proprio l'aiuto tangibile che Gesù esprime quando compie i grandi miracoli per la guarigione di una persona. Padre Pio si comporta nella medesima situazione, cioè un'attenzione particolare agli infermi, agli ammalati. Sta a San Giovanni Rotondo, lontana dai centri dove ci sono ospedali. Nella zona non c'è un polo ambulatorio, non c'è nulla. E allora costruisce un ospedale, la Casa Sollievo. E in questa Casa Sollievo la costruisce in modo bello, con tutti i conforti. Per quei tempi, dobbiamo dire, anche lussuosa. E perché questo stile nuovo di costruire un ospedale? Perché per Padre Pio l'ammalato non è un semplice ammalato. L'ammalato è Gesù che sta malato. Questo è importantissimo. Anzi, anche ai tempi nostri bisognerebbe avere questo spirito da parte dei medici, degli infermieri, degli assistenti, degli operatori sanitari in genere. Per l'amor di cielo non è che ci sia tanto da criticare, però questo è un punto essenziale. Padre Pio in sostanza prende per mano e guarisce, dando delle strutture che devono portare salvezza. E poi vuole che i medici si aggiornano con lo studio, perché il loro studio con il loro studio devono compiere il miracolo delle guarigioni. Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa
e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle di questa bella comunità del Vangelo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, giovedì 18 gennaio, Santa Liberata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo ci parla di una grande folla che, sentendo quello che faceva Gesù, andò da lui. E non solo persone dei paesi vicini, ma anche da altre nazioni, da oltre il Giordano, da Tiro e Sidone. Perché andavano da lui? Per essere guariti, certo, e anche perché scacciava gli spiriti impuri. Andavano da Gesù perché volevano stare meglio, ma non economicamente, stare meglio umanamente e spiritualmente, e Gesù li accontentava, non per il desiderio di attirare le folle, ma perché questa è una parte essenziale della sua missione. Oggi potremmo provare a diventare maggiormente consapevoli di noi stessi. Potremmo cercare di osservare quali sono i pensieri e i sentimenti che si muovono più frequentemente dentro di noi, se sono buoni o cattivi, se ci fanno stare bene o se ci fanno cadere nello sconforto. Dovremmo anche cercare di capire che tipo di reazione suscitiamo nelle persone che incontriamo, se portiamo gioia o lamento, guarigione o malattia, liberazione o schiavitù. E capitemi bene, se siamo ammalati possiamo dire tranquillamente che siamo ammalati, non è un problema, anzi è normale. Quello che dovremmo cercare di essere però dentro di noi, dovremmo essere persone che guariscono, che leniscono, che risanano. Impariamo da Gesù ad essere guaritori. La nostra presenza porti sempre positività, luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo e per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo Beppi, bravissimo, bravo. Preghiera a Santa Margherita d'Ungheria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Margherita d'Ungheria, principessa e religiosa devota, a te rivolgiamo la nostra preghiera con umiltà e fiducia nel tuo potente intervento. Tu che hai scelto il cammino dell'amore e della consacrazione a Dio, ispiraci a seguire il tuo esempio nella fedeltà al Vangelo e nell'amore per il prossimo. Santa Margherita, che hai dedicato la tua vita all'umiltà, alla carità e alla preghiera, aiutaci a superare le sfide della vita e a crescere nella fede e nell'amore divino. Intercedi per noi affinché possiamo vivere una vita di santità e servizio, imitando la tua generosità verso i più bisognosi. Accogli la nostra preghiera, o Santa Margherita, e presentala a Dio con la tua intercessione potente. Amen. Santa Margherita d'Ungheria, prega per noi e per il mondo intero.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti,
Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Come sempre, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una gran folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio», ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 18 gennaio 2024, giovedì della seconda settimana del tempo ordinario. Oggi, mentre contempliamo le Sacre Scritture, riflettiamo sulla presenza di Dio nella nostra vita, sulla potenza che opera attraverso la parola e sulla necessità di discernimento nel riconoscere la verità. Nella prima lettura tratta dal primo libro di Samuele troviamo ancora la storia di Davide e Saul, e qui vediamo chiaramente la mano protettiva di Dio sulla vita di Davide. Saul, geloso del successo di Davide, cerca di toglierlo di mezzo, ma il Signore è con Davide in modo speciale. Inoltre la presenza della figlia di Saul e moglie di Davide ci ricorda che la protezione di Dio può venire anche attraverso relazioni sorprendenti. Dio molte volte si serve delle circostanze e delle persone per realizzare il suo piano divino, e spesso ciò avviene in modi che noi non possiamo comprendere completamente. Nel Vangelo secondo Marco, che ascolteremo durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo Gesù che si trova di fronte alle folle così numerose che deve chiedere di preparare una barca per evitare di essere schiacciato. In questa situazione gli spiriti impuri riconoscono apertamente la sua divinità, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio». Qui vediamo Gesù che impone severamente di non svelare chi egli fosse. Questo atteggiamento di Gesù può sembrare sorprendente, ma Gesù, nella sua saggezza divina, sa che il tempo della piena rivelazione della sua identità è ancora da venire. Per questo Gesù sceglie di rivelarsi attraverso il suo insegnamento, i suoi miracoli e infine la sua morte e risurrezione. Carissimi fratelli e sorelle, il nostro compito è discernere la verità di Dio nelle nostre vite quotidiane. Spesso il nostro cammino è costellato di voci e influenze che cercano di distoglierci dalla verità rivelata da Cristo. Proprio come Gesù impone agli spiriti impuri di tacere, dobbiamo imparare a silenziare le voci che ci allontanano dalla verità e ascoltare solo la voce di Dio che ci guida con amore e saggezza. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo anche la memoria di Santa Margherita d'Ungheria e da lei vediamo l'esempio di una donna che, seguendo la volontà di Dio, dedicò la sua vita al servizio e all'amore per gli altri. Oggi possiamo chiedere a Santa Margherita la grazia di discernere la volontà di Dio nelle nostre vite e seguire il suo esempio di generosità e dedizione. Carissimi fratelli e sorelle, concludo questo mio commento alle letture del giorno sperando che il nostro discernimento sia guidato sempre dallo Spirito Santo, affinché ci possa illuminare sulla via della verità e dell'amore
e che impariamo a riconoscere sempre la presenza di Dio nelle situazioni più comuni della nostra vita. Solo ascoltando Gesù possiamo raggiungere la verità, quella verità piena che ci fa discepoli di Cristo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo insieme le preghiere del mattino di oggi, 18 gennaio 2024, memoria di Santa Margherita d'Ungheria, principessa e religiosa. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre.
Pace e bene, Ave Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel libro del padre Tissot si legge che un pio sacerdote stava facendo gli esercizi sotto la guida di un illustre predicatore gesuita. A metà corso il predicatore fu improvvisamente chiamato a Roma, dove poco dopo fu eletto generale della Compagnia di Gesù. Si era già commiatato dai confratelli e messo per via, quando tornò indietro come sorpreso. Entrò nella camera dell'esercitante e gli disse: «Signor Abate, dimenticavo di farvi una raccomandazione di somma importanza. Qualunque cosa avvenga, non vi scoraggiate mai, mai». E se ne andò. Parole d'oro che bisognerebbe ripetere a tante anime. San Giovanni Crisostomo non si stancava di insistere: non disperate mai, ve lo ripeterò in tutti i discorsi e in tutte le conversazioni, e se mi ascolterete sarete guariti. La nostra salvezza ha due mortali nemici: la presunzione quando si è innocenti e la disperazione dopo la caduta. La più terribile è però la disperazione. Il nostro perfido avversario lo sa benissimo e quando ci vede angosciati dal sentimento delle nostre colpe, ci si precipita addosso e getta nei cuori pensieri di disperazione più opprimenti del piombo. Se noi li accogliamo, il peso ci trascina, ci sfugge di mano la catena di salvezza e precipitiamo in fondo alla voragine. Il demonio usa una doppia tattica contro le anime. Prima le fa cadere e poi le fa scoraggiare. La maggior parte delle colpe, nota l'autore del libro, sono causate dallo scoraggiamento. Senza di esso, con un pentimento fiducioso, niente sarebbe perduto. E invece il demonio della disperazione, dopo una caduta, si insinua nell'anima turbata, e adducendo 1000 argomenti, l'uno più scoraggiante dell'altro, finisce con l'iniettare l'esasperante pensiero di Caino: il mio peccato è troppo grande e non posso sperare perdono. Genesi 6,13. Da questo momento, nota San Paolo, il principe delle tenebre diventa padrone dell'anima, la conduce, la spinge, la precipita dove vuole, essendo riuscito a comunicarle due delle sue più diaboliche qualità: l'allontanamento da Dio a causa del peccato e la paura di Dio a causa dello scoraggiamento. E non crediamo che tale tentazione venga solo dopo le colpe gravi. Lo spirito di menzogna la usa come arma tanto più temibile quanto più dissimulata anche contro l'anima virtuosa dopo le più leggere cadute.
e se proprio non riesce a trascinarla nell'abisso della disperazione, almeno la paralizza sulla via del bene, la disorienta, ne affievolisce le forze e presto la fa decadere dal fervore, per piombarla nella malinconia e nel rilassamento. Le nostre colpe, e specialmente le più comuni, danno a Satana l'occasione per ottenere questo risultato e se, come è stato giustamente osservato, nella guerra contro la speranza lo spirito infernale cerca di trasfigurarsi in angelo di luce, non gli riesce difficile vincere la partita, contrapponendo alle continue ispirazioni della grazia le numerose nostre infedeltà, ai benefici divini le nostre ingratitudini e ai nostri propositi la mancanza di costanza. Non è forse giusto, grida l'anima scoraggiata, che Dio si stanchi e faccia seccare la sorgente degli aiuti di cui io abuso? Egli mi abbandona e ne ha tutte le ragioni. È tempo che rinunzi a un'impresa che le mie ricadute hanno dimostrato essere superiore alle mie forze. Finora ho avuto troppa presunzione di Dio e di me stessa. A che serve esaurirmi in sterili sforzi e ritentare tutti i giorni, senza alcun risultato, la conquista impossibile di una santità irraggiungibile? Ormai l'esperienza mi dimostra fino all'evidenza che questi ideali sono inaccessibili alla mia debolezza. A che pro far sempre propositi per sentire poi il dolore di non averli mantenuti durante la giornata e dare al nemico motivo di rallegrarsi delle mie cadute? O anima scoraggiata, non sono tanto le tue colpe che rallegrano il nemico, quanto invece l'abbattimento che ad esse fai seguire e la sfiducia nella divina misericordia in cui ti gettano. Scriveva San Claudio della Colombier ad un'anima da lui diretta: ecco il peggior male che possa abbattersi in una creatura, ovvero lo scoraggiamento. Se uno riesce a difendersi da tale disgrazia, può star tranquillo che supererà anche le altre e ne potrà anzi trarre grandi vantaggi. Tutto il male che puoi aver fatto è un nulla in confronto a quello che fai mancando di confidenza. Dunque, abbi sempre fiducia, te lo comando con tutto il potere che mi hai dato sopra di te. Se mi obbedirai su questo, io ti garantisco la conversione. E ora, cari fratelli e sorelle, dopo queste incoraggianti parole, terminiamo con la preghiera e la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Ammirabile Sant'Antonio, glorioso per fama di miracoli e per predilezione di Gesù, venuto in sembianze di bambina a riposare tra le tue braccia, ottienimi dalla sua bontà la grazia che desidero ardentemente nell'interno del mio cuore.
così pietoso verso i miseri peccatori, non badare ai miei demeriti, ma alla gloria di Dio, che sarà ancora una volta esaltata da te e alla mia salvezza eterna, non disgiunta dalla richiesta che ora sollecito vivamente. Della mia gratitudine ti sia pegno la mia carità verso i bisognosi, con i quali, per grazia di Gesù Redentore e per la tua intercessione, mi sia dato entrare nel regno dei cieli. Recitiamo ora la preghiera O lingua benedetta alla lingua incorrotta di Sant'Antonio da Padova. O lingua gloriosa, o prodigiosa lingua, il buon Dio ha voluto conservarvi miracolosamente intatta in premio dei vostri meriti su questa terra. Approfittate di questi meriti a mio vantaggio, parlate, o glorioso Sant'Antonio, al Signore per me. Il buon Dio vi ha conservato la lingua intatta perché parlasse una voce che citasse in me fiducia verso di voi, e io ne ho tanta. Tutto da voi mi aspetto, perciò io mi rivolgo a voi, perché mi otteniate questa grazia. Parlate a Dio per me. Se questa grazia è per il bene dell'anima mia, il buon Dio non ve la negherà di certo, e io loderò il vostro nome soccorrendo i vostri orfanelli. Io vi ringrazierò, specialmente facendo di tutto per venire in cielo a cantare unito alla vostra lingua eterne lodi al nostro buon Dio. Così sia. O lingua benedetta, che hai tanto benedetto il Signore e l'hai fatto benedire da molti, ora si vede chiaramente quanta grazia hai trovato presso Dio. Prega per noi, glorioso Sant'Antonio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. O Dio onnipotente, tu solo compi prodigi e miracoli. Fa, ti preghiamo, che come conservata incorrotta dopo la sua morte la lingua di Sant'Antonio, tuo confessore, così noi, per i suoi meriti ed il suo esempio, possiamo sempre benedirti e lodarti. Per Cristo nostro Signore. Amen.
l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi del cielo. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, tu ci hai creati a tua immagine. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Donaci di gustare la dolcezza del tuo Spirito, che è amore, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria,
Pensiero di Padre Pio di oggi. Abbi fiducia anche quando non capisci il cammino, Dio guida ogni tuo passo con amore. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.